Assessore Roberti, ricorrenza di San Sebastiano, oggi a Lignano si celebra la 10ª giornata della Polizia Locale, un'occasione per tracciare un bilancio delle attività del corpo. Sì, appunto, questa è un'occasione importante non solo perché si celebra il patrono delle polizie locali d'Italia e del Friuli Venezia Giulia, ma anche perché è un'occasione di riflessione per capire quali sono state le attività effettivamente svolte nel 2018, ma anche per guardare al futuro. Riguardo ai numeri del passato, i numeri sono abbastanza eloquenti, lo dimostrano i tanti attestati, i tanti encomi che abbiamo consegnato oggi, ma basta andare a leggersi un quotidiano qualunque in un qualsiasi giorno dell'anno per capire quanto effettivamente la polizia locale è fondamentale per il presidio del territorio e per la sicurezza delle nostre comunità, per far convivere le nostre comunità in modo sereno e pacifico e per essere punto di riferimento per la cittadinanza. Per quanto riguarda il futuro, ovviamente c'è tanto ancora lavoro da fare, prima di tutto con una nuova norma, quindi penso a una riscrizione, a una riscrittura completa della legge sulla sicurezza e sulle polizie locali, ma anche che si concentri anche ovviamente sull'assetto organizzativo per garantire che su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia ci sia questo presidio costante e continuo garantito da uomini e da mezzi. E proprio la sicurezza è uno dei temi su cui la Regione investirà di più. Per questa amministrazione regionale il tema è centrale, il tema della sicurezza delle polizie locali è centrale. L'abbiamo dimostrato già con la legge di stabilità di recente approvata, che stanzia già per il 2019 4 milioni e 4 sul programma sicurezza, quindi per quei comuni che hanno un corpo di polizia locale, ma anche altri 3 milioni e mezzo di euro che andranno in parte destinati per i contributi ai privati per l'acquisto di telecamere di videosorveglianza, impianti anti-intrusione, impianti di videosorveglianza e impianti d'allarme, in parte per andare a coprire le esigenze di quei comuni che fino adesso erano stati esclusi dai finanziamenti perché non erano riusciti a mettere su un corpo di polizia locale. Noi riteniamo fondamentale appunto la presenza della polizia locale ovunque, in ogni comune, in ogni piccola comunità del nostro territorio, ma altrettanto riteniamo indispensabile che non vengano fatti mancare i finanziamenti a tutela della sicurezza del cittadino, perché non è il cittadino che deve pagare il fatto che un'amministrazione non riesca, non per propria colpa, ma anche semplicemente per un modello organizzativo che in questo momento vige in Friuli Venezia Giulia, che non è più idoneo, debba pagare le colpe di altri. Quindi abbiamo destinato questo ulteriore risorse, ma non solo questo, con la concertazione altri 6 milioni e mezzo di euro sul triennio per le videocamere cittadine in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia e altri 600 mila euro sui contributi per i capoluoghi di provincia per progetti con gli istituti di vigilanza privati a supporto delle polizie locali. Quindi si sta facendo davvero tanto, questo è soltanto l'inizio ovviamente, siamo ai primi 6 mesi di mandato di questa legislatura, abbiamo altri 4 anni e mezzo davanti per fare tante altre cose.